2 metri quadrati di cemento al secondo hanno impermeabilizzato il suolo italiano nel 2017. Al Veneto tocca il poco invidiabile primato della regione che ha consumato più suolo dello scorso anno, con 1134 nuovi ettari sottratti a terreni agricoli, quasi il doppio dei 603 della seconda in classifica, la Lombardia. I dati del rapporto ISPRA 2018, uscito una decina di giorni fa, allarmano gli agricoltori della CIA. Come agricoltori abbiamo sicuramente bisogno che l'ambiente agricolo, sia a livello produttivo ma anche paesaggistico, rimanga tale e quale e ci sia la possibilità proprio di produrre con tranquillità senza avere ogni qualvolta qualcuno che ci viene a costruire vicino a casa e che poi magari ci impedisce anche di fare il nostro lavoro, vedi non so, i vigneti nel Trevigiano ma anche nella zona nostra qui dell'Isopra Maggiore. Gli agricoltori hanno chiesto un incontro con i rappresentanti di tutte le forze politiche in Consiglio regionale. La situazione è effettivamente grave, riconosce il leghista Francesco Calzavara, ma la Regione è già intervenuta con la legge da me proposta in vigore dal 2017. Per vederne i benefici sarà però necessario un po' di tempo. Una legge che è stata approvata giusto un anno fa, ma che poi ha nei decreti attuativi approvati il 26 dicembre una sua prima applicazione. Questi decreti attuativi danno 18 mesi di tempo ai comuni per adeguarsi a quella che è la riduzione che la Regione ha inserito nella legge del consumo del suolo. Quindi le vere efficacia e i veri obiettivi di questa legge le vedremo solo fra qualche anno. La legge affronta il tema del consumo di suolo in maniera timida e poco incisiva, ritengono invece dall'opposizione è necessario intervenire con dei correttivi per renderla più efficace attraverso un opportuno utilizzo della leva fiscale. Avremo necessità con la prossima finanziaria regionale di dare veri incentivi economici, fiscali, eccetera, a chi vuole utilizzare gli interventi andando a privilegiare soprattutto le strutture degradate già esistenti che in Veneto sono molto diffuse.